La consulta comunale delle famiglie di Ponzano Veneto ha posto tra le sue scadenze annuali la festa comunale della famiglia, che si tiene in occasione della giornata internazionale della famiglia stabilita dalle Nazioni Unite, che avviene il 15 maggio. La festa è un'occasione per incontrarsi e creare relazioni tra famiglie, coinvolgendo associazioni, scuole, gruppi, parrocchie del nostro territorio, del nostro comune. È un'occasione di incontro, ma anche di stare insieme per il benessere della famiglia. La medaglia del Presidente della Repubblica di fatto è un riconoscimento che ormai da 4 anni la Presidenza del Capo dello Stato ci riconosce come consulta delle famiglie. Noi iniziamo l'iter di solito intorno a gennaio-febbraio per la richiesta, spiegando ovviamente della festa della famiglia, e ogni anno sulla festa della famiglia ovviamente centriamo fatto, diciamo, un argomento, un motivo, e su quello ovviamente ragioniamo poi per consegnare questa medaglia. Diciamo che a livello di medaglia non sappiamo mai fino all'ultimo, tanto è vero che quest'anno ci è arrivato una settimana prima della festa e non sappiamo mai, diciamo, quando effettivamente ci arriva. So che c'è tutto un iter poi anche burocratico per quanto riguarda anche l'aspetto magari anche penale e quant'altro sui componenti della consulta, quindi è un iter abbastanza complicato. Di fatto ci siamo riusciti anche quest'anno, e quest'anno, imperniando ovviamente la festa sui giovani e famiglie in festa, abbiamo deciso appunto di rivolgerci verso il mondo oratori e quindi all'oratorio di Ponzano, proprio per una storicità, partito anche come abbiamo fatto delle ricerche, siamo arrivati a questo, e anche quest'anno ci ha dato molta soddisfazione. Gli oratori è una realtà della diocesi di Treviso, gli oratori affiliati, parliamo di oratori affiliati a noi naturalmente, sono 50.000 iscritti su un numero di 100 e ormai 140 circoli tesserati. L'attività degli oratori è principalmente collegata all'attività di una parrocchia, perché vive in ambienti parrocchiali e lavora in un territorio parrocchiale, ed è quella di creare aggregazione tra le famiglie e tra i giovani, creando momenti di incontro, momenti di attività, ribadendo la gratuità delle proposte, perché come dicevo l'entrata è veramente libera, bisogna entrare con un certo spirito che è poi quello della condivisione e del rispetto. Si parte non solo dai valori cristiani, ma si parte anche dai valori civili, cioè io rispetto anche se nell'oratorio trovo delle persone che non sono della mia stessa religione. Una realtà che si sta ampliando anche in questi momenti cosiddetti di crisi, che però trova dei riscontri, perché la gratuità è poi anche un messaggio, oltre che un messaggio, anzi è anche un modo per creare aggregazione tra le famiglie, anche quelle più bisognose. Questo è principalmente l'obiettivo. Poi questi obiettivi vengono raggiunti con volontari, perciò le realtà crescono o diminuiscono in funzione al numero di volontari che aderiscono a questo progetto, che ripeto è un progetto che è collegato alla parrocchia, cioè l'ambiente parrocchiale. Grazie per questa medaglia che ci è stata conferita dalla consulta comunale, ci premia per questi sforzi che da diversi anni stiamo facendo come associazione. Ribadisco che la nostra associazione lavora per aggregazione e formazione dei giovani. Mi sento di dire che come formazione e aggregazione è anche dare un posto, cioè l'oratorio, nelle nostre strutture, nei nostri campi, per far giocare in sicurezza e far crescere con uno spirito cristiano anche questi ragazzi che altrimenti sarebbero a giocare diciamo anche per le strade, oppure sarebbero a casa con PlayStation e altri giochi. Cerchiamo di dare un ambiente dove si possano riunire, io amo definire all'ombra del campanile,
in questo ambiente sano, con dei principi, con dei valori sempre cristiani. Come associazione il nostro maggiore impegno e scopo è appunto questo che ho appena detto. Lavoriamo nel territorio ormai da 27 anni, prima come ANSPI, poi dal 2002 come Noi Associazione. Speriamo che con questo riconoscimento di poter reintegrare le nostre energie, che ci dia un'ulteriore spinta per andare avanti, anche se le forze che per il momento abbiamo sono sempre molto poche e molto esigue. Torno a ringraziare la Consulta, torno a ringraziare il Comune che ci ha dato questo riconoscimento e ci dia l'input e la forza per continuare sempre con più entusiasmo e per altrettanti anni. Grazie.